Sana sanità. In questa puntata parleremo di cancro infantile. Per far questo abbiamo ospite il dottor Alberto Garaventa, primario di oncologia pediatrica all'ospedale Gaslini di Genova. Nei mesi scorsi, dottore, c'è stata la giornata mondiale contro il cancro infantile. Che temi sono stati affrontati? Di che cosa si è parlato? Beh, il 15 febbraio è la giornata dedicata al cancro infantile e dobbiamo dire che oggi, ogni anno, circa 300.000 bambini nel mondo si ammalano di queste patologie e di questi 300.000 l'80% di questi bambini è nel mondo in via di sviluppo e il 20% invece nel mondo moderno, nel mondo dei paesi più sviluppati, e diciamo che i risultati sono contrapposti. Nel mondo in via di sviluppo abbiamo l'80% di mortalità, nel mondo più avanzato abbiamo l'80% di guarigione. Quindi questo è il primo tema. Il problema è cercare di portare le terapie, di diffondere le terapie, di far crescere questi paesi, e devo dire che il Gaslini è in prima linea con iniziative in Iraq, iniziative a Cuba, iniziative ad Haiti, per far scuola e per, diciamo, sconfiggere o quantomeno portare a risultati uniformi in tutto il mondo. Ecco, in questi paesi in via di sviluppo, ma perché si sviluppa questo cancro, questo tumore? In età pediatrica, francamente, questa è una risposta che è una domanda che non ha una risposta né nei paesi in via di sviluppo né nei paesi più avanzati. Cioè, noi sappiamo che a un certo punto c'è una serie di alterazioni geniche che portano a una crescita incontrollata della malattia. Su questa degenerazione, su questa alterazione del programma della cellula, non abbiamo evidenza di incidenza di fattori quali possono essere i fattori ambientali, ma forse questi fattori giocano un ruolo, ma noi non lo abbiamo ancora scoperto, non l'abbiamo ancora capito bene. Però ci sono dei dati che lo fanno sospettare, perché ad esempio vi sono degli studi che dimostrano, ad esempio, che il fumo in gravidanza in qualche modo può aumentare l'incidenza di neoplasie secondarie, di neoplasie poi nel bambino. Quindi perché è ancora uno degli obiettivi da capire insieme, ripeto, allo sconfiggere definitivamente questa malattia. Perché come ambiente dovrebbe essere più sano in questi paesi. È qui che è più inquinato. In questi paesi ci sono molte infezioni, certamente anche le infezioni giocano un ruolo. Ci sono delle situazioni di denutrizione che possono giocare un ruolo importante, anche queste, come d'altra parte, al lato opposto, l'obesità può predisporre, che l'obesità è, diciamo, uno stato di infiammazione cronica che porta allo sviluppo di neoplasie. Questo nei paesi civili, questo nei paesi civili, diciamo, cosiddetti civili. Nei paesi cosiddetti civili, ovviamente. Quindi io delle volte faccio dei paragoni con le grandi calamità della tubercolosi, per esempio. C'erano i paesi più poveri, erano soggetti a più tubercolosi, le condizioni igieniche, eccetera, eccetera. E ora il cancro, anche lì... Ma credo l'incidenza è sostanzialmente la stessa, francamente. Forse ancora un pochino più, anzi è più alta nei paesi civili, anche perché nei paesi civili sono state sconfitte certe patologie che appunto infettive. Senta un po', noi che parliamo di cancro, tumore, ma qual è? Ho letto anche un articolo in cui si facevano delle proposte per cambiare il nome a questa malattia. Non chiamarlo più né cancro né tumore, ma un'altra
terminologia. Allora, quando è che si usa cancro e quando è tumore? È la stessa... Sostanzialmente è la stessa cosa. Neoplasia, cosa. cancro, tumore sono sinonimi Ecco, sostanzialmente. quindi noi stasera parliamo di cancro, ma dobbiamo parlare anche di singole patologie, perché la storia di queste patologie è diversa. Oggi nella leucemia linfoblastica acuta del bambino, che 40 anni fa era lo spauracchio, Sì. oggi abbiamo dei risultati intorno all'80-85% di possibilità di guarire. Questo vale anche per i linfomi, c'è stato questo miglioramento anche in queste patologie, lì dove è stata maggiore la crescita della chemioterapia, ma anche delle terapie di supporto, devo dire. Se non sbaglio nel suo reparto ci si occupa anche di linfomi, no? Nel reparto ci occupiamo di linfomi, sia di Hodgkin che non Hodgkin. E poi veniamo alle altre specialità. Senta un po', ma il punto dell'oncologia infantile com'è? Il punto è duplice, diciamo così, se mi consente. Da un lato stiamo approfondendo lo studio delle caratteristiche biologiche delle malattie, e attraverso lo studio delle caratteristiche biologiche si parla di genomica, si parla di proteomica, si parla di metabolomica, quindi tipizzare, non parlare più dei linfomi non Hodgkin, ma parlare di tutta una diciamo quasi personalizzare il caso, in modo da capire qual è il caso che ha bisogno di più terapia, da quello che ne ha bisogno di meno, da quello che ci sono alcune patologie in cui è possibile la guarigione, no, adesso non parlo di linfomi, ma parlo ad esempio di neuroblastoma, in cui è possibile la guarigione spontanea della malattia o con la sola intervento chirurgico. Quindi individuare questo, personalizzazione. Personalizzare la terapia significa ovviamente non dare farmaci tossici a un bambino che non ne ha bisogno, Sì. perché questo è l'altro grande aspetto su cui torniamo dopo, che è molto legato appunto anche alla giornata del cancro infantile, che è quello di guarire, ma di guarire bene. Quindi vogliamo più guariti, ma vogliamo anche più guariti. Ecco, perché poi ci sono i bimbi guariti che poi ricadono, quelli quando diventano grandi, quando diventano adulti. Ma ricadono, ma hanno anche le conseguenze delle terapie che noi abbiamo fatto. Cioè curare un bambino a 5-6 anni con la chemioterapia, in particolare oggi sappiamo che ci sono alcuni farmaci, in particolare più cardiotossici ad esempio, e associare alla chemioterapia, alla radioterapia sul torace, che in certe situazioni è necessario fare, però questo significa avere un bambino che magari a 40-50 anni sarà un cardiopatico. Quindi cercare di evitare questi trattamenti o di darli solo a chi ne ha strettamente bisogno è sicuramente un grosso passo avanti dell'oncologia pediatrica. E ripeto, questo è un percorso che grazie al lavoro cooperativo a livello mondiale, perlomeno si sta portando avanti. Ed è per questo che la filosofia della radioterapia è un po' in ribasso. La radioterapia colpiva... Diciamo che la radioterapia è un'arma essenziale in alcune patologie, ancora oggi è essenziale in alcune patologie, penso a certi tumori ossei, a certi tumori dei tessuti molli, a certi tumori cerebrali. Però... o anche in alcuni casi ad alcuni linfomi. È chiaro che la radioterapia ha i suoi effetti collaterali come tutti i farmaci, quindi bisogna utilizzarla quando veramente ce n'è bisogno. Quindi questo è... sì. E in questa giornata si è parlato di cancro maligno, cancro benigno. Questa divisione come avviene? Il cancro, a volte parlare di neoplasia benigna e neoplasia maligna è una questione non semplice. Comunque la neoplasia benigna vuol dire che è una neoplasia in cui le cellule si replicano molto lentamente, non c'è la capacità di dare metastasi, quindi di dare disseminazione a distanza,
Viceversa, nel tumore maligno questa caratteristica di proliferazione incontrollata e di capacità di metastatizzare è esaltata, francamente. D'altra parte ci sono dei tumori benigni in cui in realtà non possono essere estirpati chirurgicamente, la chemioterapia non funziona e quindi ci creano dei grossi problemi anche queste situazioni. Anche questi, sì, perché che magari ingrossano, sì. E questa giornata poi che cosa si è concluso? Com'è l'orientamento? Ma la giornata ha voluto affrontare diversi temi. Uno, nel pomeriggio abbiamo parlato di pazienti guariti, giusto appunto, e è stato messo a punto quello che è stato definito il passaporto del guarito, cioè fornire a ogni paziente una sintesi di tutto il suo decorso della malattia in modo da un programma di controlli nel periodo successivo. Si è parlato molto di terapie innovative, che sono l'altro aspetto della personalizzazione, cioè trovare, identificando i geni alla base della malattia, trovare anche dei farmaci che agiscano direttamente su quei geni o, come nel caso degli anticorpi monoclonali, dei farmaci che riconoscono sulla cellula neoplastica delle molecole specifiche di quella cellula neoplastica e quindi costruire delle molecole che vadano a legarsi sulla superficie della cellula a queste molecole, a queste altre molecole, le riconoscono specificamente e attivano sulla cellula neoplastica la reazione del sistema immune, l'attacco dei linfociti. Sì, ma non scendiamo tanto non scendiamo nello scientifico, però perché sennò... quello che voglio dire diciamo è una terapia personalizzata, una terapia che mira a colpire la singola cellula tumorale risparmiando l'organismo circostante, risparmiando le cellule circostanti, quindi evitando tutti gli effetti tossici della chemioterapia. Ma senta, ma come agisce il cancro sui bimbi e come i bimbi reagiscono al cancro? Agisce sinceramente come agisce nell'adulto, forse con inizialmente meno sintomatologia, nel senso che certo c'è un depauperamento, un dimagramento, ci sono sintomi sistemici, la febbre, il dolore. Allo stesso tempo il bambino piccolo è meno in grado di comunicare questi disagi. Spesso questi disturbi sono vaghi e vengono quindi presi dal pediatra come una sindrome influenzale, sono misconosciuti sinceramente. Ecco, tirano in inganno. È una patologia che francamente inganna, spesso ci sono delle simulazioni, diciamo. Bisogna diciamo, sapere che è possibile. Cioè non dobbiamo escludere che il bambino abbia una neoplasia, è raro, è indubbiamente raro, ma tenere presente questa possibilità. Senta, definire il cancro anarchia cellulare è esatto, è giusta questa definizione o che è molto tirata per i... No, è vero, cioè è un programma errato che porta a una replicazione alterata, che porta... però allo stesso tempo è anche vero che ci sono degli aspetti non solo di anarchia, ci sono degli aspetti affascinanti nella biologia del tumore, insomma. Senta, ereditarietà e ambiente col allora, tumore. Noi sappiamo che diciamo il 2-4% delle neoplasie infantili sono ereditarie. Dall'altro lato sappiamo che ci sono alcune patologie infantili che sono legate all'ambiente o ma sono veramente poche. In mezzo c'è un mare magno di interazione ambiente e predisposizione a cancro, perché ad esempio un esempio su questo è il fatto che il bambino può avere, come anche l'adulto ma in misura minore, può avere delle seconde neoplasie, cioè voglio dire, io oggi tratto un bambino per un linfoma e questo bambino mi svilupperà magari dopo 10-15 anni una leucemia o mi svilupperà un tumore solido nelle aree irradiate. Quindi questo
è diciamo, la dimostrazione di un'interazione e di un agente esterno che lavora, però perché alcuni bambini, diciamo, sviluppano e la maggior parte dei bambini non sviluppa? Probabilmente c'è, ma non l'abbiamo, o comunque stiamo iniziando a trovarlo, ma non l'abbiamo ancora dimostrato completamente, c'è una predisposizione genetica a fare cancro in alcuni bambini. E il sistema immunitario in queste cose non c'entra? Il sistema immunitario c'entra come un grande alleato per la cura, questo sinceramente è l'immunoterapia, diciamo, è un grosso campo che stiamo sviluppando. Si parla oggi di TCAR, quindi di linfociti ingegnerizzati per riconoscere la neoplasia e distruggerla. E certamente sappiamo che ha un ruolo molto pesante, perché i bambini immunodeficienti sono bambini predisposti a fare cancro. Senta, dottore, è vero che molti farmaci per i bambini non sono stati studiati per i bambini, cioè sono stati adattati ai bambini? Allora, le dirò, nell'ultimo anno sono stati sperimentati e riconosciuti 50 farmaci per l'adulto, 2 farmaci per i bambini, specifici per l'oncologia pediatrica. Quindi questo è... Siamo indietro. Siamo molto indietro. Qualche farmaco, qualcuno di questi 50 farmaci, poi si cerca di portarlo in pediatria, perché magari i meccanismi di alterazione molecolare, cioè ad esempio alcuni neoplasie del polmone hanno un'alterazione di un gene che ritroviamo anche nel neuroblastoma o in alcuni linfomi tipici dell'età pediatrica. E allora per questa alterazione nel cancro del polmone sono stati sviluppati degli inibitori, dei farmaci che interagiscono specificamente, si sta portandoli anche in alcune patologie pediatriche, però quello che veramente, e questo è molto faticoso perché non c'è... È una difficoltà, è un'ulteriore difficoltà al vostro lavoro questo. E perché le case farmaceutiche, devo dire, fanno un po' di difficoltà a espandere la loro... Perché chiaramente, voglio dire... Ci sono pochi clienti. Per fortuna ci sono pochi clienti. E soprattutto quello che è difficile è convincere una casa farmaceutica a sviluppare un farmaco specifico per l'età pediatrica. Di telemedicina se ne parla al Gaslini? Se ne parla, la stiamo portando avanti appunto in questi progetti che abbiamo con i paesi come l'Iraq, ad esempio. Adesso c'è una missione, un progetto, e abbiamo già fatto diverse videoconferenze in modo da poter discutere casi con... Intelligenza artificiale, ora si parla di questa intelligenza artificiale che però finora è un po' un argomento che è meglio lasciare stare piuttosto che... Credo che sia utile in certi aspetti, per il momento... deve essere sviluppata. Deve essere ancora sviluppata, e credo che per il momento il ruolo dell'uomo Ci sono delle leggende, delle bufale, ora le chiamano fake news sul cancro infantile e sul cancro in genere. C'è una voce corrente che dice la terapia ci sarebbe, ma non la vogliono mettere fuori le case e le industrie farmaceutiche perché sennò non venderebbero più farmaci. Ora, a me sembra tanto grossa questa notizia, queste... Francamente dal di dentro è davvero una fake news. Non mi sembrano una cosa da... Eppure però circolano queste voci, non sono. Medicina alternativa, medicina complementare e cancro infantile. Non ci sono evidenze, sinceramente, non ci sono evidenze. Credo che sia la medicina alternativa, francamente, la escludo, insomma, perché ci sono delle evidenze
contrarie, francamente contrarie. Certe terapie complementari possono essere un aiuto a vivere meglio certe situazioni. Francamente, ad oggi evidenza di pesanti in questa direzione non ne abbiamo. Cos'è la terapia di sostegno? La terapia di sostegno è un grande risultato, nel senso terapia di sostegno è l'antibiotico-terapia, terapia di sostegno è la nutrizionistica, terapia di sostegno sono gli accessi vascolari, il posizionamento di cateteri centrali. Quando io ho iniziato a fare l'oncologo pediatra si lavorava di butterfly, si lavorava di Abocat, si bucavano i bambini in continuazione con vene che duravano mezz'ora. Oggi si mette un device, diciamo un cateterino che dura 1 anno e ti consente qualsiasi trattamento, ti consente qualsiasi prelievo senza dover martoriare il bambino. Quindi è chiaro che questo è stato un po' quello che ci ha permesso di dare alte dosi di farmaci. Senta, tossicità finanziaria del cancro, cioè il cancro, le cure col nostro servizio sanitario ci sono gratuite per tutti, però la malattia costa, oltre a questo alle famiglie costa tanto. Certo, c'è chi può sostenerle e chi no, è un grosso problema anche questo. Ad oggi in pediatria le garantiamo per tutti, anche se, ripeto, i nuovi farmaci stanno costando, nel senso si parla di questo farmaco sviluppato nel neuroblastoma, questo anticorpo monoclonale che funziona in certe situazioni, che ha permesso, il neuroblastoma è stata una patologia che ha visto, diciamo, la crescita lenta dei risultati. Non ci siamo ancora perché siamo praticamente al 70%, 65-70% di guarigione e un particolare gruppo di neuroblastomi siamo al 45-50%. Quindi è tutto un lavoro da fare. Però questo ultimo farmaco, che appunto, come dicevo, è stato uno degli unici, è stato uno dei 2 farmaci sperimentato in pediatria, ha consentito di guadagnare, di rosicchiare un altro 10% di guarigione. Ed è un risultato secondo me importante, non trascurabile, però costa 200.000 euro un ciclo di cura che sono 6 mesi di trattamento. Sì. Questo incide tanto sui bilanci. Senta, ma le vostre eccellenze, la vostra ricerca si basa principalmente sul neuroblastoma, cioè siete molto impegnati su questo versante. Questa è una patologia sulla quale siamo impegnati dagli anni 70 praticamente, perché appunto il dottor De Bernardi al Gaslini si mise in testa di portare avanti questa patologia e sviluppare dei programmi per tutta l'Italia che potessero essere distribuiti e diciamo applicati nei diversi ospedali italiani. E a questo ha significato anche sviluppare dei programmi di ricerca, dei programmi di centralizzazione del materiale biologico, quindi oggi un bambino che viene operato a Roma piuttosto che a Milano, piuttosto che a Palermo, siete collegati tutti? Siamo collegati e il materiale che proviene, diciamo, dall'intervento viene inviato ai laboratori del Gaslini, dove viene studiato appunto per personalizzare l'approccio terapeutico. Quindi voi siete capofila? Così, sì. Per questa patologia sì, così come altri centri in Italia sono i capofila per altre patologie. Sì, ma è così che si lavora. Diciamo che abbiamo sviluppato delle specializzazioni per fornire, per diciamo, andare a fondo di quella patologia e mettere al servizio di tutti i centri italiani questo sviluppo. Infatti a me avevano telefonato da Roma, delle persone da Roma, sul neuroblastoma. Io avevo indirizzato a voi perché avevano saputo che al Gaslini eravate avanti su queste ricerche, su queste cose. Questo è successo qualche anno fa.
E quindi continuate su questo. Che previsioni avete su questa ricerca? Di andare avanti per quanto l'Istituto ce lo consente, per quanto i finanziamenti ce lo consente, e devo dire che Regione e Fondazione Italiana per la lotta al neuroblastoma si sono affiancati all'Istituto per portare avanti questo lavoro. Non si possono fare delle previsioni su quanto Certo, ci metteremo. Torno a dire, in 40 anni, dagli anni 70 agli anni 2000-2010, abbiamo visto la crescita graduale del numero di guarigioni e allo stesso tempo la crescita altrettanto graduale della qualità della cura, torno a dire l'importanza di definire quel bambino ha bisogno di una chemioterapia, quel bambino non ne ha bisogno, quel bambino ha bisogno di una chemioterapia più forte, col trapianto di cellule staminali, con l'immunoterapia, con la radioterapia, quindi veramente riservare al singolo caso il trattamento che veramente quel caso ha bisogno. Senta dottore, parole chiave in oncologia. Ricerca, francamente, ricerca, umanizzazione delle cure, nel senso accoglienza, anche sviluppo del sostegno, quindi anche sviluppo delle strutture di accoglienza. Questo dobbiamo tenere presente che spesso questi pazienti sono costretti a lunghi viaggi, sono costretti a spostarsi da casa loro per raggiungere centri di alta specialità e quindi hanno bisogno di costruire intorno a loro delle strutture di assistenza e di ricettività. Parole e atteggiamenti del medico. Disponibilità, credo che disponibilità e allo stesso tempo coscienza di non sapere, coscienza di aver bisogno di studiare, francamente. La mimica e il sorriso del medico. Io ho avuto qualche racconto da qualche bambino, dice, quando il medico lo vedevo arrivare con quel sorriso, io ero già rincuorato. Mi raccontava questo bimbo che il medico aveva tutto un modo particolare di sedersi al letto del bambino. E anche questo fa parte della cura. Cosa dice lei? Assolutamente sì. Ora, qualcuno ha detto anni fa in realtà che il pediatra si affatica, stanca perché è tutto il giorno teso ad arrivare all'altezza del bambino. Quindi credo che veramente sia un rapporto, diciamo, nel quale entrambi devono mantenere la loro unicità, il loro ruolo, tra virgolette. Senta, dottor Garaventa, noi dobbiamo chiudere. Le voglio fare ancora una domanda. Oggi i cittadini fanno abbastanza per la loro salute? Ci sono due aspetti, secondo me non fanno abbastanza perché gli stili di vita, lo dico non che io sia particolarmente attento, ma lo stile di vita è sicuramente importante, francamente, per la prevenzione, per la cura, sono aspetti fondamentali anche in età pediatrica, sinceramente gli stili di vita contano, pesano decisamente. C'è un altro aspetto, se vogliamo, per cui invece devo dire che
fanno, ma forse possono fare ancora di più, che è l'aiuto che danno, appunto, che danno allo sviluppo della medicina. Voglio dire, l'interessamento voglio dire, molto di quello che noi portiamo avanti, molte delle ricerche che portiamo avanti sul neuroblastoma sono finanziate, sono sostenute dalle associazioni, dalla Fondazione Italiana per la lotta al neuroblastoma, ma abbiamo esempio Chiavarese Luminoso, una fondazione Rama, che sostiene la ricerca e sostiene soprattutto aspetti il supporto psicologico. Quindi c'è questa... sì, sicuramente, era questo che volevo dire. Per conto mio bisognerebbe fare di più. È d'accordo anche lei? Sono d'accordo, nel senso le associazioni fanno molto, chi sta vicino alle associazioni forse, lei si dimentica del Comitato Assistenza Malati Tigullio, comunque glielo ricordo io. No. Va bene, noi con questa battuta abbiamo terminato. Ringrazio il dottor Alberto Garaventa, ringrazio il nostro cameraman regista Christian, ringrazio voi telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.